La ricerca di cui vogliamo parlare oggi riguarda Prolagus sardus, in particolare il fatto di aver trovato del DNA. Come è nata questa ricerca? Molto semplicemente, uno studente di Cagliari è riuscito, grazie ai contatti con l'Università di Bologna e l'equipe del professor Montanesi, a analizzare diversi reperti e in particolare una mandibola proveniente da una grotta del Nuorese fornita dalla soprintendenza di Sassari Nuoro, che ha fornito frammenti di DNA molto estesi che hanno permesso di arrivare a dei risultati molto significativi. Il Prolagus sappiamo che è un organismo estinto, ne parlerò dopo il collega Zoburi. Questa ricerca portata avanti quindi da questa equipe non solo ha confermato i dubbi che si avevano già anche su basi prettamente morfologiche e paleontologiche sulla posizione sistematica del Prolagus sardus, ma apre anche altre prospettive. Infatti, se si trovano altri reperti che forniscono DNA, si può risalire anche ad altri dettagli riguardanti proprio questo essere vivente ormai estinto. Quindi adesso siamo un po' curiosi di sapere chi era questo Prolagus, quindi ve ne parleremo il collega. Allora, quello che tengo in mano è lo scheletro composito del Prolagus sardus, un piccolo mammifero lagomorfo, quindi parente delle lepri, dei conigli e dei pica, vissuto in Sardegna e in Corsica nel Pleistocene, da circa 800.000 anni fa, per poi estinguersi circa nel 600 d.C. La specie era di piccole dimensioni, aveva circa 30 cm di lunghezza, per circa 800 grammi di peso. Era una preda, diciamo, dei carnivori che popolavano la Sardegna durante il Quaternario, e anche l'uomo, durante il Neolitico, ma anche nel Mesolitico, se ne nutriva. Infatti molti siti archeologici della Sardegna conservano centinaia di ossa di questo mammifero. Le cause dell'estinzione probabilmente sono molteplici, sicuramente legate all'intervento umano, perché l'uomo, quando è arrivato in Sardegna, ha introdotto comunque specie aliene come i ratti e i conigli, che potrebbero anche aver portato dei patogeni a cui il Prolagus purtroppo non ha potuto sopravvivere. Però rimaniamo sempre nel campo delle speculazioni. Era una specie molto comune, e quindi una specie molto comune è più probabile che venga diciamo, colpita da eventuali malattie o patogeni. Certamente continuare a trovare altri reperti sempre del Prolagus sardus per migliorare le conoscenze proprio sulla sequenza genetica finora al 20% è quello che ha permesso di avere questi già ottimi risultati, e quindi migliorare comunque le conoscenze per andare ancora più a fondo sul Prolagus sardus e poi estenderla non solo a questi reperti ma anche quelli più recenti, se possibile, cioè trovare proprio i giacimenti più giovani, in particolare a Tavolara, dove teoricamente c'è stata l'ultima segnalazione da parte di uno scrittore romano, del periodo romano, in cui si parlava proprio della presenza di questi topi un po' strani, senza coda di Tavolara. Quindi per questo motivo serve il caso di campionare a Tavolara. Sappiamo che alcuni reperti sono conservati a Basilea e sono in ottime condizioni di conservazione, perché la conservazione è proprio il dramma per noi, cioè il clima mediterraneo non ci permette di una conservazione ottimale del DNA. Quindi oltre a migliorare le conoscenze sul Prolagus, come vi dicevo, estendere anche in collaborazione con l'equipe dei colleghi di Bologna eventualmente ad altri elementi faunistici, e in particolare un elemento caratteristico della fauna sarda è il mammut nano, il Mammutus marmorai, di cui abbiamo dei reperti anche qui al Museo di Geologia e Paleontologia. Quindi questo potrebbe chiaramente mettere nuova luce sulle dinamiche delle faune, delle cause di estinzione, insomma vedere un pochino quali siano state le cause, e non solo legate alla presenza dell'uomo, alla sovracacciagione o ad altri elementi. Quindi speriamo in questi nuovi sviluppi.